essere libero e può senz'altro essere autonomo. Certo non rinunziamo alla lotta, quella lotta la facciamo giorno per giorno, ma ci sono degli obiettivi immediati, come hanno fatto altri popoli del Mediterraneo, alla propria terra, della propria gente, del proprio avvenire. Hanno cominciato a lottare senza aspettare il giorno dell'indipendenza, che potrebbe essere lontano, che potrebbe essere di difficile acquisizione, ma che verrà. Hanno cominciato a fare l'indipendenza di fatto, hanno cominciato ad amare e a conoscere il loro territorio, hanno cominciato a produrre, a tipicizzare i loro prodotti, a guardare nel nostro caso. Ma voi pensate una classe politica che non guarda il Mediterraneo, non la vede, non vede le guerre, non vede le paci, non vede le potenzialità, non vede i rapporti che ci sono, non sa che noi siamo mediterranei, lo danno all'isola di Malta, ma qua noi che siamo i genitori nell'isola di Malta non ne sappiamo niente, non guardiamo il Mediterraneo, non